make you groove. Ah, way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you stay. Hey, baby, when you walk that way, watch honey drift. Allora ci siamo, ciao a tutti, ben arrivati da parte del sottoscritto Riccardo Isetti, da Alessandro Bottignolo che è l'altro componente del team e da Mauro Tacchinardi che sta dietro la telecamera e curerà anche gli aspetti della regia. Cominciamo oggi con una prima puntata dei Giorni del Vino. Abbiamo tratto questo titolo liberamente, peraltro, da un film di Black Edwards del 1962 che a dire il vero si intitolava I Giorni del Vino e delle Rose. Cosa vogliamo fare, cosa vogliamo trasmettervi? Semplice, sarà un percorso giocoso, scherzoso, anche serioso in tutto quello che riguarda vino, cibo, enogastronomia e cultura del territorio. Un percorso con un fine a dire il vero mascherato, però secondo noi abbastanza profondo, ovvero siccome c'è un nozionismo che impera purtroppo a tutti i livelli dei media, internet, televisione, giornali, chi più ne ha più ne metta, noi vogliamo sì creare divertimento, creare comunque intrattenimento, cercando però anche di instillare un po' la curiosità in voi e soprattutto di trasmettere anche qualche flash culturale che crediamo male non faccia. Vi trasmettiamo da un posto che è meraviglioso e da cui veniamo quasi tutti, quantomeno dal circondario delle colline di Valdobbiadene. Ed è proprio da qui quindi che parte questa prima puntata. Naturalmente parleremo del signor Prosecco, che peraltro è divenuto in pochi anni, e in questi ultimi anni soprattutto, il vino italiano spumante più esportato al mondo. Non ce ne vogliano gli amici dell'Asti, ma vi garantiamo che anche per loro ci sarà uno spazietto assolutamente dedicato a loro. Io direi di staccare qui e di cominciare assolutamente con la prima degustazione. Beh, vi dicevo, noi siamo dei sobillatori culturali, passatemi questo termine, ovvero delle persone che comunque ridendo, scherzando e buttandola a volte sul ridere cercano comunque di instillare una curiosità, un dubbio, una voglia di sapere. Facciamo un po' di storia. C'è chi riconduce la presenza del vitigno a Valdobbiadene in epoca pre-romanica, ma è praticamente dall'epoca romanica che comunque comincia a acquisire una sua veste, una sua definizione particolare. Tant'è che Plinio il Vecchio ne esaltava le doti di fragranza, le doti anche di godibilità, di serbevolezza, e addirittura paventava l'ipotesi che questo vitigno, meglio questo vino, perdonatemi, fosse in grado di preservare dall'invecchiamento. Manco a farla apposta l'imperatrice Livia Augusta in questo caso quindi l'ha eletto a suo vino preferito e si dice che ne bevesse veramente molto. La storia del Prosecco ottiene il suo fulgore, la sua massima espansione dal XV al XVIII secolo in pratica, in epoche in cui comunque veniva conteso assolutamente tra il regno asburgico e la nostra cara Serenissima Repubblica. Non ce n'era molto, di conseguenza sappiate che più di una volta si è rischiato lo scontro frontale proprio perché i potenti, i nobili, i regnanti godevano di questo vino e pretendevano assolutamente che nelle loro cantine ci fosse sempre una presenza costante. È però sul finire del 1800 che grazie ad alcuni illustri esponenti della scuola enologica di Conegliano, primo fra tutti ricordiamo Étienne Carpenet, che questo vino viene per così dire istituzionalizzato. Le viti vengono messe a dimora in maniera sistemica, cominciano ad essere adottate delle tecniche culturali precise, mirate, vengono fatte delle degustazioni volte a trovare il vero carattere organolettico, il vero patrimonio varietale del vitigno, quindi il Prosecco comincia ad acquisire la sua veste definitiva. Facciamo un balzo in avanti e ci portiamo verso la fine degli anni '80, in cui alcuni produttori, lungimiranti in questo caso, hanno capito che il Prosecco non poteva ridursi solo ed esclusivamente alla definizione di prosecchino, che purtroppo è in voga ancora ad oggi, tant'è che molte persone, molti consumatori, quando vogliono recarsi in un bar, in un wine bar, in un locale, comunque a degustare del Prosecco, dicono andiamo a farci un prosecchino. Beh, ridiamo un po' di dignità a questo prodotto. Allora siamo a Valdobbiadene, ma non partiamo con un Prosecco di Valdobbiadene, innanzitutto partiamo con un Prosecco del DOC Montello e Colli Esolani. Seconda cosa, non partiamo con la versione tradizionale e più conosciuta del Prosecco di Valdobbiadene in tutto il mondo, ovvero la versione extra dry, bensì con una versione molto particolare che è il cosiddetto Prosecco Surly. Versione Surly, cosa vuol dire? Vuol dire che il vino è stato a strettissimo contatto per un determinato periodo con i propri lieviti di fermentazione, lieviti che hanno ceduto delle sostanze aromatiche che poi si sono depositate sul fondo ed hanno seguito
la precipitazione e la caduta delle stesse, e hanno conferito anche delle agenti preservativi nel senso che l'adozione di anidride solforosa in questi casi comunque può essere attenuata, quindi può essere ridotta, ed anche questo è un fattore salutistico di non poco rispetto. Un vino quindi che si presenta torbido, e qui apriamo una piccola parentesi. Abbiamo assistito in questi tempi, in questi ultimi anni, a delle scene che secondo me rendono poco onore a questa tipologia di prodotto. Perché? La cosa è molto semplice: visto che questo vino nasce con il preciso intento di essere torbido e di avere al suo interno i suoi lieviti, ecco che non va assolutamente né decantato né scarafato. Secondo me, io consiglio invece di fare esattamente il contrario. Non fate magari come i piloti al momento della premiazione, piloti di auto, di moto, che lo agitano a dir poco e poi ci si fanno anche il bagno, ma basta una semplice girata della bottiglia per rimettere in sospensione questo patrimonio che, credetemi, è veramente importante, per poi procedere alla degustazione. E noi facciamo così. Ce l'andiamo ad assaggiare e vediamo un po' cosa ci può dire questo signorino. Lo potete vedere già dal colore, il suo aspetto non deve e non è infatti essere assolutamente trasparente, quindi è una torbidezza che viene innanzitutto accettata e riconosciuta. Sentiamo al naso cosa ci può dire, e anche qui le prime sensazioni. Il primo biglietto da visita è che questi lieviti lo condizionano in maniera positiva, naturalmente, in modo piuttosto marcato. Promana anche però un sentore di frutta, che è la classica mela tipica del prosecco, così come anche alcune note vegetali, salvia e timo fra tutte. Cosa ci aspettiamo in bocca? Ci aspettiamo in bocca sicuramente un prodotto fresco, un prodotto beverino, giovane, disimpegnato, ma mai banale, e questo ve lo posso garantire. La lama acida si fa sentire, la salivazione della bocca diviene prolungata, e fa sì tra l'altro che questo vino possa essere assolutamente abbinato a un pezzo di storia della nostra cucina veneta, che sono i cicchetti. Quindi buona degustazione. Partiamo allora con la degustazione del secondo vino. Da un vino frizzante si passa a un vino spumante, quindi con una gasatura più marcata, una presa di spuma più prolungata e con caratteristiche che saranno, non dico diametralmente opposte, ma comunque molto differenti rispetto al primo vino. È un'azienda giovane, si chiama Cantine Clara di Conegliano, un'azienda che sta crescendo e che sta facendo della qualità naturalmente il suo punto di riferimento. La versione che vi propongo questa sera è una versione brut, vuol dire che avrà una presenza di zuccheri comunque contenuta, io direi quasi quasi contingentata, e vi spiego anche perché intanto che vi apro la bottiglia. C'è stato secondo me un abuso di zuccheri con il prosecco, tant'è che comunque l'aspetto varietale sovente purtroppo ha rischiato di passare in secondo piano, e questo non va bene. Abbiamo scelto una versione brut proprio per mettervi in condizione di capire cosa vi sia dentro, quale sia l'essenza, l'anima di un prosecco, e a nostro dire la versione brut è proprio quella che garantisce una valutazione dell'aspetto varietale migliore. Avete visto che vi ho proposto e vi ho stappato la bottiglia senza agitazione della stessa, quindi senza il classico e fatidico botto. Una preghiera: fatelo solo a fine d'anno, in occasione degli auguri, perché altrimenti non è una cosa da fare. Dovete sapere che questo provoca uno shock e soprattutto comunque disperde in un sol botto tutto quel patrimonio aromatico che era rimasto nel vino a contatto con il vetro, chiuso per chissà quanto tempo, quindi un'operazione da non fare. Assaggiamoci quindi questo Prosecco Brut. Un prosecco assolutamente identificativo della zona e della tipologia, un prosecco che già dalla spuma che promana fa capire la sua vivacità, la sua estrosità, e soprattutto fa capire che comunque, essendo una spuma fitta, densa, cremosa, dentro c'è anche un assemblaggio della carbonica, dell'anidride carbonica con il vino assolutamente di tutto rispetto. Il suo colore è un giallo paglierino scarico con marcati riflessi verdolini, e questo denota logicamente gioventù. La pulizia cromatica lo identifica come un prodotto giovane, ma in ogni caso estremamente fine ed elegante. Assaggiamo al naso e vediamo che cosa ci può dire. Il dosaggio contenuto degli zuccheri ci fa capire che dentro c'è un frutto vivo, energico,
marcato, un frutto che richiama logicamente la pera e la mela, ma anche di fondo in seconda battuta alcune note vegetali. In bocca il prodotto è assolutamente fresco, quasi tagliente per la sua acidità, nello stesso tempo piuttosto composito e complesso. Ha un finale discreto, abbastanza lungo, che mi fa capire che alcuni abbinamenti con determinati cibi, quali possono essere piatti a base di pesce o minestre asciutte di verdure ed altri piatti assolutamente non salsati, ci sta alla perfezione. Bene, passiamo alla degustazione del terzo vino. Lasciatoci alle spalle il Prosecco Brut, arriviamo a quello che in teoria è Sua Maestà, il Prosecco nel vero senso della parola, ovvero la versione più fine e più elegante di questa zona, il Cartizze. Il Cartizze è un'area abitata di 106 ettari, quindi relativamente piccola, situata in una posizione ben precisa, San Pietro di Barbozza, sopra Valdobbiadene. È una posizione felice, privilegiata, in quanto suoli ed escursioni termiche giorno-notte fanno sì che i profumi e soprattutto la finezza, eleganza prodotte nel vino siano veramente di un impatto considerevole. Il nostro Cartizze proviene dall'azienda Le Colture di Santo Stefano di Valdobbiadene, un'azienda giovane, dinamica, un'azienda che ha anche in questo caso saputo fare della qualità un vero e proprio punto di riferimento. Intanto che ve le apro vi spiego due cosine. La versione del Cartizze più conosciuta è la versione dry, ovvero quella in cui la presenza dello zucchero è più marcatamente percepibile. Esistono tuttavia delle nuove versioni, delle nuove interpretazioni del Cartizze che l'hanno spostato verso il basso, quindi il dosaggio degli zuccheri è diminuito progressivamente per arrivare addirittura in alcuni casi alle versioni brutte. Devo dire che la cosa non mi dispiace, pur se si discosta dalla tradizione, in quanto, come vi dicevo precedentemente, la versione brutta è quella in cui l'aspetto varietale tipico del vitigno si può valutare in maniera più considerevole e quindi anche più franca, più corretta. Assaggiamoci comunque questo prodotto che sicuramente avrà un'eleganza e una finezza superiori alla norma, un prodotto che o va bevuto da solo oppure generalmente viene associato a mousse, panne cotta, crostate di frutta, comunque a dolci in cui ci sia la presenza di crema o gelatina. Non dimenticate, piccola nota curiosa, che il Cartizze è un prosecco di Valdobbiadene superiore, intendendo per esso il fatto che il disciplinare prevede un contenuto alcolico superiore appunto rispetto alla norma. Ecco che vedete già dall'atto della mescita la spuma è piuttosto evanescente, comunque fitta e cremosa. I punti di approccio dell'anidride carbonica al bicchiere sono diversi e soprattutto le colonnine di carbonica che salgono verso l'alto sono comunque sottili, molto fini ed eleganti. Il suo colore è tipico del prosecco, quindi anche in questo caso giallo paglierino scarico con leggeri riflessi verdolini, e al naso il primo impatto che si sente non è tanto il varietale, ritorniamo al discorso degli zuccheri, quanto è proprio il dosaggio zuccherino. Poi, per fortuna, l'acidità e l'anidride carbonica mi convogliano al naso quelle che sono le note fruttate tipiche del vitigno ed in questo caso le troviamo a pieno. In bocca è molto buono, la sua spuma si spande, corre assolutamente verso le pareti della bocca senza lasciare residui gastrici al momento della deglutizione. Questo fa capire che anche a livello stomachico non ci saranno dei ritorni gastrici, per cui il prodotto vuol dire che è fine, è centrato, è assemblato bene, è un prodotto di corpo, un prodotto assolutamente degno del nome che porta e soprattutto è un ottimo modo per chiudere la nostra puntata. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo alla prossima, ma mi permetto però di lasciarvi con un'esortazione. Dovete sapere che di acqua ce n'è poca nel mondo ed è un bene veramente prezioso, allora vi do un consiglio, diluitela. Arrivederci.